Di nuovo in viaggio con Astore, la mia moto d'epoca, Slotour Padano, seconda serie, riassunto delle puntate precedenti. Allora, eravamo partiti da Milano, la grande metropoli che nonostante tutto affonda le sue radici nell'agricoltura. E poi siamo scesi lungo la valle del Ticino, poi lungo la valle del Po, fino praticamente al mare Adriatico. Eh sì, perché il nostro è un viaggio agricolo, ma attraverso l'agricoltura possiamo raccontare tutto, il paesaggio, l'economia, la gastronomia, la cultura. Sì, perché è un viaggio nelle regioni in cui ha una grande influenza la tradizione del grana padano, che non è semplicemente una filiera agroalimentare, è molto, molto, molto di più. Io cercherò di raccontare i prodotti, ma anche i produttori, come si fanno le cose che mangiamo e soprattutto chi le fa. Ma in questa seconda serie ci sono molte sorprese che... Oh! Suona il telefono! Pronto? Nerina? Ma cosa c'è? Ma no, ma dai, ma non fare così. Vabbè. Vengo subito. Vieni qua, Nerina. Oh, come sei bella, Nerina. Ti mangerei. E in effetti la mangio e la bevo io, Nerina, eh? E sì, perché allora io come italiano medio bevo in media 50 litri di latte all'anno, mangio 23 kg di formaggio e circa 70 kg di carne, di cui 20 di carne bovina. Dai, su, Nerina, mangia, tranquilla. È depressa, Nerina. È depressa perché ultimamente ce l'hanno tutti con lei, le danno tutte le colpe. Certo, Nerina, allora, tra mangime e foraggio mi mangi 40 kg di roba al giorno. Bevi 200 litri d'acqua, bevi, ti rendi conto? Oh, e poi guarda, 1 chilo di questa ciccia, 1 chilo di proteine, di carne. Sai cosa ci vuole? Ci vogliono tra gli 11 e i 15.000 litri d'acqua e almeno 200 metri quadrati di terra per 1 chilo. È l'impronta ecologica, Nerina, devi adeguarti ai tempi. Una volta prendevano i delinquenti le impronte digitali, adesso prendono l'impronta ecologica. Certo, tu dirai, ma bevo 200 litri d'acqua, ma io ti faccio 30 o anche 40 litri di latte. Hai ragione, Nerina, è vero. E poi, col tuo latte, ma anche con la tua presenza, hai dato vita a questa terra, rappresenti l'identità di questa terra, oltre che una filiera economica pazzesca. Per cui hai i tuoi meriti, Nerina, però cerca di capire. Adesso non ti devi offendere, però te lo devo dire. Tu sei bella, graziosa, però ti scappano spesso delle scorreggine o anche dei ruttini. Nerina, il 14% della CO2 è colpa tua. E allora? No, stai ferma, no. E lei si arrabbia. Ci sono cose che una vacca non vuole sentirsi dire, ma non si può andare avanti così. Bisognerà fare qualcosa. Nerina, io lo ammetto, come consumatore sono messo male anch'io. L'italiano medio spreca 65 kg di cibo all'anno e produce 500 kg di rifiuti. Cioè, è un disastro. Anche Astore, anche lui ha qualche problema di impronta ecologica. Astore, anche tu immetti CO2 nell'atmosfera, quasi quanto Nerina, più o meno siamo lì. Vabbè.
Nerina, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo risolvere questo problema. Io, Nerina e Astore, uniti nella lotta, uniti insieme verso la transizione ecologica. Come? Dove? Non lo so. Lo imparerò in questa seconda serie di Slotur Padano. In missione per conto del Grana Padano, per cercare idee, personaggi, soluzioni orientate all'economia circolare. Non c'è tempo da perdere per salvare il pianeta. Sento che anch'io devo fare qualcosa. E una mezza idea ce l'avrei. Eros, ma dov'è? È lì dentro. Dai, ma sembra quasi, capito, di andare a vedere una mummia egizia dentro il suo sarcofago. Beh, ma che bella che è, ma è perfetta. Nessun restauro, è così come l'ha sempre avuta Corrado, sempre. Corrado era il babbo di Eros. Mi portava alle corse a Imola, a vedere le corse, a vedere Agostini. Eros è un mio amico da 30 anni, è il mio dottore. È venuto in viaggio con noi in Nepal assieme a Battiato. E in cantina ha una moto uguale alla mia e mi sta venendo un'idea. Ma da quanto tempo è che non la usi? Saranno una decina d'anni che non va in moto. Ci hai messo anche questo bavaglino. Il carburatore. Per il carburatore, che non ci entrano i topolini. Io finora ho viaggiato per la campagna con Astore, la moto di mio babbo, ma con Airone, la moto del babbo di Eros, forse potremmo fare un esperimento unico nel suo genere. Allora, apriamo la benzina. Proviamo a svegliare la bella addormentata. L'ultimo tentativo. Niente da fare, ma non è importante per quello che ho in testa io. Speriamo solo che Eros non si arrabbi adesso che devo confidargli la mia idea. Eros, non so come dirglielo. Io ti prendo la moto del tuo babbo, ma a te dispiacerebbe se noi la trasformassimo in elettrica? No, a me no. E credo neanche a Corrado, sinceramente. Perché Corrado aveva sempre delle idee molto nuove e molto avanzate, per cui credo che purché viva e vada avanti, a me mi sembra un'idea geniale. Oh, allora onore a Corrado, il babbo di Eros, e anche a Eros. Che non si sono scandalizzati per la nostra idea, trasformare una moto d'epoca in moto elettrica, per onorare l'impegno preso con Nerina di fare qualcosa di concreto nel senso della transizione ecologica, unire passato e futuro. Allora, noi praticamente manterremo la catena cinematica del veicolo così com'è, aggiungeremo un motore elettrico facendo un lavoro di ingegneria all'albero motore. E per questo c'è Gaetano, ingegnere tecnofuturista. Cioè, lo capisco, era molto più semplice prendere una moto moderna, elettrica, eravamo a posto. Però io... Noi salviamo il bello dell'Italia, il design di quegli anni, e lo trasformiamo in qualcosa che può ancora andare avanti altri 50 anni. E del resto il futuro è elettrico. Ci sono già traghetti elettrici, autobus elettrici, gatti delle nevi elettrici, camion dei rifiuti elettrici e addirittura rimorchiatori elettrici, robot spazzini, tavole da surf elettriche, trattori elettrici e anche carri armati elettrici. E l'Europa propone stop a nuovi modelli endotermici, cioè motori a benzina, diesel, metano e GPL, entro il 2035. Quindi noi dobbiamo portarci avanti. È deciso. Airone andrà in clinica ad operarsi e diventerà elettrone. Se ne va a vivere la sua seconda vita. La nuova vita, esatto, una nuova vita. Chi l'ha detto che la natura endotermica di un motore debba impedirgli di scegliere liberamente una nuova identità di genere? Dai, Eros, lo trattano bene. Vabbè, sì, Gli vogliono bene. sono convintissimo. Mentre Airone va in clinica a cambiare identità, con il vecchio Astore vado a consultare l'oracolo di Pollenzo nel suo prezioso castello che fu dei Savoia e che adesso ospita il Tempio mondiale della cultura del cibo, l'Università di Scienze Gastronomiche.
Carlo Petrini, non è colpa mia se nel 2008 il Guardian ti ha messo tra le 50 personalità che possono salvare il pianeta. Allora, visto come siamo messi, sono venuto da te. Cioè, qui c'è questo ragionamento della transizione ecologica. Per transizione ecologica dobbiamo ritenere un periodo storico che ci coinvolgerà noi, i nostri figli, i figli dei nostri figli, perché siamo chiamati a cambiare molte cose degli stili di vita, del modo di produrre, del modo di viaggiare. Quindi io penso che bisogna prendere questa transizione non una specie di sofferenza per quello che perdiamo, ma la gioia di poter trasformare, poterci tutti trasformare per salvare la casa comune che è la terra. L'agricoltura è sempre legata alle tradizioni, però dobbiamo affidarci invece alle nuove tecnologie. L'atteggiamento, secondo te, qual è? L'atteggiamento giusto è quello di fare dialogare la scienza, le nuove tecnologie, con i saperi tradizionali, perché anche i saperi tradizionali hanno in modo empirico realizzato delle verità in campo agricolo. E mi viene spontaneo pensare a quel viaggio di soldati del 57 in un'Italia che si trasformava profondamente e che acquisiva dimensioni e misure diverse da quella società che era prettamente contadina. Mario Soldati, regista, scrittore, il primo gastronomo che parte alla ricerca dei cibi genuini e racconta la cultura contadina prima che venga travolta dalla civiltà industriale. Il cambio di quella società è paragonabile al cambio che abbiamo oggi. Nel 1957 eravamo usciti da una grande guerra e c'era la voglia di rinascere. Adesso siamo in una situazione che dobbiamo metterci in gioco per permettere una rinascita anche del movimento agricolo. No, sto ferma, no. Un'ultima domanda, non da parte mia, ma da parte di Nerina, che è la vacca da latte che siamo intimi io e lei. È un po' depressa, perché le stanno dando tutte le colpe del mondo, no? E no, l'allevamento no, e la filiera lattiero-casearia no, e quindi e lei si sente molto in colpa. Secondo te ci sarà posto anche per lei in questa transizione ecologica? E se vogliamo ragionare rispetto alla produzione del latte e della diversità che sta generando qui nel nostro paese con formaggi e comunità, io penso che non rischia proprio niente, anzi c'è davanti un futuro straordinario. Nerina, tranquilla, lo dice Carlo Petrini, siamo in una botte di ferro. E a proposito di botte di ferro, intanto Elettrone è sotto ai ferri. Io non pensavo che fosse un'operazione così complessa. La mia moto è là sul tavolo operatorio, che sembra quasi il tavolo di un'autopsia. L'equipe è composta da meccanici internisti, bioingegneri, anatomopatologi della carburazione, elettroneurologi della batteria, ortopedici della carrozzeria, artigiani 4.0 di tutte le età, che si sono appassionati al nostro caso. Guarda, hanno voluto qui la cartella clinica del malato per sapere tutto. Questa è la vecchia testata, questa è quella nuova. È come Frankenstein Junior, questa è Abinormal. Il motore è montato e va collegato alla trasmissione. La trasmissione vuol dire che andiamo in onda. No, andiamo in strada. Dopo esperimenti e modifiche, fallimenti e rettifiche, il vecchio airone è stato trasformato e rigenerato. Oggi è rinato e sta per essere ribattezzato Elettrone. Oggi è il giorno della prova su strada. Ma quanti chilometri all'ora farà adesso? Allora, la moto potrebbe fare 120, ma abbiamo deciso di depotenziarla per una questione di sicurezza. Depotenziarla. Quindi attraverso selettore possiamo decidere se farla andare a 50 all'ora, Sì. 70 all'ora, 120 all'ora. Per carità, va bene, sempre 50 all'ora, mi va bene. Certamente. E quanti chilometri ho di autonomia? Può avere dagli 80 ai 100 km di autonomia, dipende quanto vai forte, dipende quanto acceleri. Questa moto ha l'elettromarcia. Ah, davvero? Sì, levetta su
retromarcia. Vabbè, insomma, tocca andare adesso. Assolutamente sì. Allora, proviamo se va la marcia indietro? Proviamo. Certo. Piano, piano. La marcia indietro va. Eh sì, Va, come? Proviamo la marcia avanti. proviamo la marcia avanti. Oh! Oddio. È bellissimo! È come una bicicletta, ma invece è una moto. Poi c'è una ripresa mostruosa. Sta attento, eh? Ah! Meraviglia! E poi consuma 1 centesimo al chilometro. 100 chilometri con €1. Airone, io ti battezzo Elettrone. Tu sei il campione della transizione. Ci vediamo in Piemonte. Zitti zitti, piano piano, senza fare alcun rumore. Elettrone il suo motore m'han portato fino a qua. Scusate l'entusiasmo, ma sono i primi chilometri che faccio con Elettrone, che fa rima con soddisfazione. Mi ha portato fino qua, nella provincia Granda. Si vede che è Granda, eh? Mi riferisco alla provincia di Cuneo, siamo in Piemonte. La seconda serie di Slow Tour Padano ricomincia da dove comincia la pianura padana. Il Monviso, Pian del Re, dove nasce il Po, è qua vicino, e quindi qui la pianura padana è giovane. C'è un sacco di acqua che viene dalle montagne. Acqua cosa vuole dire? Mais, vuole dire foraggio. Dunque, qui vicino scorre il torrente Grana, che non vuol dire proprio che è un fiume di latte, ma quasi. E comunque questa è una provincia veramente in qualche modo favorevole per l'agricoltura. Qua c'è di tutto e qui io vado a cercare delle realtà, magari piccole, magari sperimentali, che cercano di andare verso l'ecocompatibilità, verso la transizione. E allora vai con Elettrone a cercare la transizione. E a volte transizione può fare rima con tradizione. No, dai. Io quel signore lo conosco. È Giancarlo, il veterinario. Da queste parti è famoso, con Yuk, il suo cavallo. Dai Giancarlo, fermati. Yuk. E la cosa straordinaria è che Giancarlo, contadino per passione, lavora la terra col suo cavallo, Yuk, frisone morello con le zampe piumate, dall'incollatura fiera da stallone, con cui si è anche piazzato in concorsi internazionali di bellezza ed eleganza. Tanto signore da aver accettato di buon grado anche di farsi bardare per fare il contadino e lavorare la terra. Tutto quello che è possibile fare col cavallo io lo faccio. Ho deciso di fare cibi biologici solo per la mia famiglia. Le ciliegie, le albicocche, fichi, cachi, prugne di tutte le varietà, mele, pere. In più ho una vigna che mi faccio il vino per me. È molto interessante perché hanno calcolato che quasi il 70% della popolazione mondiale si alimenta così, con Certo, l'autoproduzione. Con l'autoproduzione. Ma da quanti anni è che tu usi il cavallo come, diciamo così, Allora, elemento agricolo? Il mio nonno, che è campato fino a 94 anni bene, ha sempre lavorato col cavallo e io vicino a lui. Scusa Giancarlo, ma tu con lui fai tutte le lavorazioni? Allora, faccio le lavorazioni col trattore, solamente la fresatura, perché Yuk non ha la presa di forza. Certo, Yuk, ti manca questa. E poi l'orto lo faccio esclusivamente con lui, tanto per dirti, i pomodori apriamo il solco con lui, mettiamo le piantine con tanto bel letame suo sotto, così non uso concimi. Certo. Ascolta Giancarlo, io Sì. e te. Io con una vecchia moto del 40 trasformata in elettrica. Oh!
Tu con un cavallo... La briglia da lavoro ha un secolo e passa. Sembriamo due matti. Un po' sì. Sì, però, posso dire? Sì. Allora, sono tutte e due, sia Elettrone che Hugh, simboli del Sì, passato, del passato. che però guardano al futuro. Certamente. Perché diciamolo che negli Stati Uniti, in Germania, stanno tornando a fare l'agricoltura col cavallo. Sembra un anacronismo nostalgico, ma vale la pena di farci un pensiero. I vantaggi della trazione animale. Innanzitutto, lui non compatta il terreno. Bravo. E compattare il terreno sembra una stupidaggine, ma vuol dire che tu lo schiacci, non ci passa più l'aria, non ci passa più l'acqua. Poi lui va a energia rinnovabile. Sì. Cioè lui magna e dopo salta fuori. Hanno calcolato che 1/3 dell'energia alimentare che tu gli dai, lui te la restituisce sotto forma di concime. È vero, perché io utilizzo il suo concime, non utilizzo assolutamente concimi chimici. Certo. In più risparmio acqua perché il letame tiene fresco. È molto agile, è intelligente, se vede che stai per fare una stupidaggine, lui te lo dice, il trattore no. Volevo farlo passare in una strada, lui si è fermato, io l'ho incitato, poi sai perché non passava? Perché avevano scoperchiato un tombino. Ma dai! E io da sopra non lo vedevo. E tu col trattore ci andavi dentro? Perfettamente. Ma hai una testa. Poi ci sarebbe un'altra cosa, ma non voglio dirla davanti a lui perché magari un trattore quando ha finito lo devi smaltire. Sì. Lui No, lui. No, diciamolo, c'è anche chi se lo mangia adesso. Sì, io ho lasciato detto una cosa ai miei, una confidenza che ti faccio. È un testamento. Lui, se mi succedesse qualcosa, deve morire di vecchiaia nel suo box. Certo. È parte della famiglia. Gli manca solo la parola. Vai avanti un passo, Hugh. Oh, fermo. Ma capisce le parole. Vai indietro un passo. Ecco, bravo. È stupendo. Dai. Adesso andiamo a casa a giocare, Hugh. Sì, c'è Filippo a casa. La casa di Giancarlo e Filippo, il nipotino, è una specie di arca di Noè, col nonno veterinario che si diverte a selezionare ancora le galline che sanno covare, perché sai che adesso, a furia di farli nascere con l'incubatoio, i polli stanno perdendo il senso della cova. L'istinto materno. L'istinto materno. Persino nella buca delle lettere venite a vedere. C'è un ospite speciale, il nido di una cinciallegra molto intelligente. Dato che il postino mette dentro la posta e gli cadeva sul nido, la cincia furbescamente è venuta a fare il nido completamente dalla parte opposta e quindi anche se entra la posta non la disturba. E a proposito di intelligenza, Yucca è fatto a modo suo, Per esempio, ha un rapporto tutto speciale solo con Filippo. Yucca, vieni, bello. Con te non viene e con Filippo sì. Ma Giancarlo, tu che hai studiato anche psicologia degli animali, perché? Come succede sta roba? Io sono il suo padrone. Lui ha un amico, le cose cambiano, io lo faccio lavorare. Dici che è una questione psicosindacale? Sì. Caro Giancarlo, il tuo stile di vita non riuscirà a risolvere i problemi del mondo, ma comunque il tuo piccolo mondo è un gran bel mondo. Lesto lesto, quatto quatto, Elettrone mi ha portato a Genola, caseificio Alberti. Benvenuto Patrizio. Oh, Caspita, Matteo. che silenzio. Questa moto è fantastica. Matteo non poteva restare indifferente all'innovazione. Matteo è la terza generazione di questi, come dire, appassionati di latte, che da sempre hanno avuto attenzione per la sperimentazione. Nonno Giacomo e babbo Alberto sono sempre stati all'avanguardia nella conservazione e confezione del latte, finché hanno deciso la svolta, usare il latte per il grana padano. Era il 1983, grazie alla grande quantità di latte raccolto dalla campagna circostante, da tanti produttori, da tante aziende agricole che qui fanno latte, il latte in esubero si è pensato di farne grana padano. Perfetto. Come? Me lo fai vedere? Molto volentieri. Matteo, scusa, questa che sembra una mega pentola a pressione, cos'è?
un serbatoio del latte. Sì, Patrizio, in realtà non è un serbatoio, non è neanche una pentola a pressione. Questo l'avevo intuito, era Questo è un affioratore. affioratore. Sì, in modo del tutto moderno e avanzato, fa qualcosa di molto antico, che nel mondo del grana padano si fa da oltre 1000 anni. Serve per la parziale decrematura del latte. Ah, la decrematura, anche questa la so, cioè si metteva il latte in una bacinellona grande, lo si lasciava lì, veniva a galla la panna e lo si sgrassava. Esatto, questo lo fa al chiuso. Ma cosa ci guadagno io dal punto di vista ambientale? L'alternativa sarebbe quella di utilizzare delle scrematrici centrifughe. Ebbene, queste all'interno del consorzio grana padano non sono affatto permesse. Centrifughe che comunque consumerebbero energia. Questa viceversa resta La scrematura spontanea, quindi una scrematura decisamente più green, decisamente meno energivora. quindi tecnologia che riproduce fedelmente la tradizione, ma risparmia tempo ed energia. E a proposito di risparmio, Matteo, nei caseifici di una volta non si buttava via niente, me lo ricordo, il siero, cioè lo scarto della lavorazione del formaggio, lo davano ai maiali. Anche nei caseifici di oggi non si butta via niente. È la nostra tradizione, la nostra cultura. Siamo contro lo spreco da sempre. E qua per esempio cosa fate? E qua facciamo ricotta a partire dal siero di latte. La facciamo seguendo quello che è il metodo della tradizione, della floculazione, chiaramente lo facciamo Della con floculazione. floculazione. Sì. Ah, ma sono parole grosse, cosa vuol dire? La floculazione, a differenza della coagulazione, per farla semplice, a una certa temperatura, queste microparticelle naturalmente presenti nel siero tendono a fioccare, tendono a venire a galla, ed è così che nasce la ricotta. Quindi lavorazione del grana padano, rimane il siero qua viene di nuovo utilizzato per fare la ricotta, poi quello che rimane, i famosi maiali. I famosi maiali. Ah, è così, del maiale, ma anche del latte non si butta via niente. Assolutamente no. Matteo, capisco, è una cosa generazionale, ma sempre i social, intanto che qua ferve il lavoro. Noi giovani spesso li utilizziamo per giocare, in realtà però questi strumenti sono anche molto utili in un'azienda. Cosa serve? Con questo tu controlli tutto il processo produttivo, dal ricevimento latte fino alla cottura in caldaia, la situazione dei serbatoi, la situazione dei lavaggi, quanta panna hai, quanto siero hai. Cioè è il controllo totale della filiera. Esatto. quando il gioco si fa duro, i formaggi duri cominciano a giocare. È il titolo di un progetto del Consorzio del Grana Padano, assieme a diverse università e fondazioni, per razionalizzare al massimo la filiera produttiva e renderla sempre più ecocompatibile. Ma in termini, diciamo, dell'ecocompatibilità di tutto il maccherone qua, ti aiuta? Aiuta da un punto di vista dell'efficienza produttiva, perché alla fine l'obiettivo di un'azienda è quello di produrre sempre la stessa qualità, impiegando il minor impiego di risorse economiche ed ecologiche ovviamente. Quindi è anche un risparmio. È un risparmio. Matteo, questa la so, nel senso che la forma di grana padano deve stare almeno 20 giorni sotto sale. Però è strana che sembriamo dentro la pancia di una nave, o meglio dentro a una pentola a pressione. Qua è tutto ricoperto in acciaio inox 316, la migliore qualità per poter dare un futuro e una tranquillità a questo ambiente, un ambiente che sarebbe esposto all'azione aggressiva, corrosiva del sale. Quindi fammi capire, dura di più, meno manutenzione, Sì. e cosa ci guadagniamo? E abbiamo meno spreco e più futuro. A proposito di futuro, cos'è questo mostro? Questo è un robot, fa un lavoro importante che è quello della spazzolatura, della rivoltatura delle forme. Perché siamo arrivati nella sala della stagionatura. Matteo, ma cosa avrebbe di particolare questa parete? Questa parete è perfettamente coibentata per una questione di efficienza energetica ovviamente. L'intero ambiente qui è raffreddato d'estate, riscaldato d'inverno e deumidificato. Qui le forme stanno minimo 9 mesi fino a 20 mesi e oltre. E l'obiettivo è Tutelare insieme l'ambiente e sprecare ovviamente meno risorse possibile.
Matteo, la mia amica Nerina, la vacca da latte, sarebbe così contenta di essere qua. Contenta e rassicurata nel vedere che la filiera del latte si sforza di ridurre la propria impronta ecologica, cercando nuove soluzioni. Sono tante soluzioni e si tratta di piccole azioni verso il futuro. Ci sarebbe una piccola azione. Cioè, se mi dai un coltellino, io l'assaggio. La vera musica è il silenzio. Mi pare l'abbia detto Miles Davis. E nel silenzio di elettrone i suoni delle colline del Cuneese sono musica. E questo ve lo dico io. Dalle parti di Barge vado a trovare Lorenzo, un personaggio molto particolare. Voglio essere un fulmine a ciel sereno nel mondo attuale dell'agricoltura. Un fulmine a ciel sereno? Lorenzo, sono venuto da te perché tu hai fatto sui social questa autoaffermazione. Voglio diventare attore dell'economia circolare sul territorio, elevando l'agricoltura a soggetto capace di interloquire con altri settori. A quali teorie agronomiche tu ti riferisci? Diciamo che sono, almeno come la vedo io, l'agricoltura è un'arte e come arte è difficile dare una regolamentazione ferma e fissa. Io, per esempio, mi baso tantissimo sull'osservazione, quindi guardo le piante in base ai colori delle foglie piuttosto che capisco se hanno bisogno di questo o quell'altro. Una magnifica intenzione, però vediamo al concreto. Allora, questo appezzamento è 5,5 ettari, apparteneva a tuo nonno ed era assolutamente incolto. Esatto, da più di 20 anni. E io stavo studiando all'università, ero al secondo anno di design al Politecnico, però avevo voglia di realizzare qualcosa di pratico. Allora diciamo che l'idea, anche più semplice, era prendere un terreno abbandonato e piantarci una pianta. E io insieme ai miei amici, da una pianta siamo arrivati a 2000 piante di mirtilli, circa 1000 piante di mele, 800 piante di nocciola, tutte rigorosamente in conduzione biologica. Ecco, che è biologico l'avevo capito da solo, perché c'è tutto un casino qua, è tutto molto spettinato. E però i mirtilli sono pazzeschi. Esatto. Lorenzo, ma che mirtilloni! Assolutamente, qua sfattiamo un altro mito, le produzioni biologiche possono essere assolutamente come quelle convenzionali, anzi, anche meglio. Ma sono belli, ma saranno anche buoni? Sì, sono buonissimi, dolcissimi. Sono biologici anche i cavalli. Ecco le concimazioni, dove arrivano. Ah dai, sono qui a concimare. Esatto. Buongiorno. Però vedo che dietro devi ancora coltivare, è tutto incolto. No, questo è voluto, questa è una parte di fette di terreno che noi lasciamo appositamente appunto incolte perché è recettore di tutto ciò che sono insetti utili e fiori utili. Da fuori può sembrare incolto, invece anche quello è un attore nella produzione biologica. E dietro sono tuoi quei meli? Assolutamente, lì abbiamo più varietà di mele. Partendo da sinistra le varietà antiche di mele, da cui derivano poi anche il mio progetto. A questo punto me lo devi dire il progetto però, Io quando ho aperto l'azienda agricola mi sono fissato su un concetto, nel senso che trovavo impossibile che tutta quella frutta che per caratteristiche estetiche, quindi piccoli difetti, venisse scartata dal mondo della grande distribuzione fresca, quindi venisse non valorizzata, soltanto per appunto caratteristiche estetiche. Qui è iniziato il mio viaggio. E Lorenzo, agricoltore visionario, fa fare un bel viaggio anche al consumatore attraverso internet. Ci appoggiamo a una piattaforma dove chiunque può adottare una pianta a distanza. Dai, quindi io posso adottare quel mirtillo lì? In più, non solo quello, mettono anche un cartellino col tuo nome e te li farò arrivare direttamente a casa tua senza passare dal frigo, quindi sono freschi. Questo è un concetto anche astuto, di la verità. Assolutamente. Coinvolgimento emotivo del consumatore del mirtillo. Poi quando lo mangia... È fresco, è tutta un'altra storia. No, ma quando lo mangia si mangia tutto un viaggio. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Lorenzo vende la frutta bella e buona, ma quella brutta ma buona, che fine fa? Tutta la frutta di seconda scelta noi la utilizziamo come? In primo luogo realizziamo il nostro succo di mela. Ah, il succo di mela. Questo è 100% mela, non zucchero e nient'altro, l'unico ingrediente è la mela. Quindi per ora non si butta via niente. Poi in più nella lavorazione per la produzione del succo di mela cosa succede? Vi è la mela intera che viene spremuta a freddo. Sì. Tutto quello che rimane sono principalmente un 90% bucce, pochissima polpa e semi. È qui che nasce il mio progetto di economia circolare. Lorenzo fa circolare la buccia delle mele spremendola ed essiccandola fino a farla diventare una sorta di farina. Eccola qua, farina di mele, va che bella! E con la farina di bucce di mela Lorenzo voleva fare cosmetici.
E qua, secondo me, è il momento in cui arriva il suo socio. Simone, vieni qua. Simone si occupa di sostenibilità all'interno di un'azienda che produce cosmetici bio. È arrivato da me con questa farina dicendomi proprio: si possono fare dei cosmetici da questa materia prima? La prima risposta è stata no. Essendo così naturale, era inquinata di funghi, batteri. Quindi siamo ancora andati avanti con il processo e dalla farina siamo passati a questa pasta. Dai, io pensavo fosse marmellata. Abbiamo preso la farina, l'abbiamo reidratata, omogenizzata e pastorizzata. Da questa pasta siamo andati ad impiegarla per farne una linea cosmetica, un siero, un detergente, una crema e una maschera viso. Questa allora allora mi arrendo. Primo, i giovani d'oggi esistono e hanno delle idee. Secondo, l'economia circolare è circolare. Assolutamente, assolutamente. Quanti anni avete? Io 25 e lui 26 quest'anno. Dai! Quasi 20 anni. C'hanno 51 anni in due, che vergogna. Vabbè. Vieni qua, Nerina. Ciao. Beh sì, è arrivato il momento. Sono in missione per conto di Nerina. E del Grana Padano, per individuare tracce di innovazioni che meritano di essere premiate. È una bella fetta di grana padano, ecco perché Nerina si occupa di quella filiera lì. Lei produce il latte e quello è il suo prodotto. Nomino Lorenzo e Simone cavalieri dell'Ordine della Transizione Ecologica e gli conferisco l'elettrone ad honorem. Allora ecco qua, questo. Arrivato a Moiola, passo davanti a casa di Armando, grande collezionista di moto d'epoca. Armando, allora, adesso sta a sentire il rumore, Va bene. Sta a sentire. Io Poi me ne annusa intendo poi, l'aria. di Guzzi. Certo, sta a sentire se secondo te batte bene. Questa la tiri ancora? No, non c'è più niente attaccato lì. E nemmeno questa. No. l'alzi E scoppia il conflitto tradizione-innovazione. È tutto elettrico, è tutto qua dentro. Sta a sentire il rumore, eh? Oi. Non è più una Guzzi di una volta. No, mi delude. E col rumore io sono abituato a che fa. Ton 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 ton. Ton 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 ton. È un quattro tempi. Armando, i tempi sono cambiati. Anche se in questa castagnoteca, una bottega specializzata in castagne, trovo una scena d'altri tempi. Un signore che macina farina di castagne. Beh, vabbè, ma dica la verità, la castagna ormai non c'è più. Ah no, c'è ancora. Ah sì? Sì, qui da noi la castagna ha un grande valore. Per noi è una eccellenza locale. Ma ce n'è ancora quindi di castagnetti da queste parti? Sì, ce ne sono ancora un po' abbandonati. Noi stiamo recuperando. Recuperare i castagnetti? Come? Dove? E perché? Mi accompagna? Con elettrone mi arrampico nel bosco. Nel frattempo io di Remo ho scoperto tante cose. Primo, che si chiama Remo, e secondo che sei un cultore non solo dei castagni ma anche della cultura di queste zone. Questa è una ghironda, Questa giusto? è una ghironda, sì. La ghironda, uno strumento tradizionale. Un po' violino, un po' fisarmonica. Tradisce anche le vostre origini linguistiche, perché qui è tutta, no? È tutta una zona, diciamo, tra la Francia del Sud e questa zona fino alla Savoia, cioè è lingua doc. Esatto, fino ai Pirenei. La stessa lingua che parlano questi castagni. Remo, io so che tu riesci anche a far parlare quest'albero che ha una storia speciale. Mi siu un arbu ben viei, hai un baron de segle, di 60 anni. Mi hai donato da mangiare a tutta la popolazione insieme. Si sta un po' un partigiano, perché durante l'ultima guerra, quando arrivavano i tedeschi, era il partigiano e qualcuno della popolazione che veniva a stramarsi i cittadini. Allora entravano e calavano in dedini e stavano fino a 4 persone. I tedeschi mai avrebbero pensato che di un albero qui era qualcuno partigiano della popolazione stremata.
è occitano. Solo il castagno può fregiarsi del titolo di arbo. L'arbo. Da noi quando si dice albero, l'arbu, solo il castagno è l'arbu. E Arbol, cioè castagno, è il nome dell'associazione di cui fa parte Remo, ex operaio inurbato, tornato qui, nella sua Valle Stura. Il castagno per noi ha un valore culturale, un valore storico, una memoria. L'associazione vuole recuperare i castagneti abbandonati, ripulendo il sottobosco, curando le piante e selezionando le varietà tradizionali di castagne, come il garrone rosso. Riesce a darci dei frutti eccezionali, è riuscito a proteggere le persone. L'ombra per gli amori d'estate. Questa nota mancava, romantica. Allora Remo, guarda, prendi questo come omaggio. Grazie. Adesso mi faresti un primo piano emotivo? Io ho sentito che i telespettatori, soprattutto quelli più giovani, mi hanno mandato un messaggio telepatico che dicono: ma te ti trovi sempre con i tuoi coetanei a discutere del passato, la nostalgia, i bei tempi passati? No! Lui è Stefano, figlio di Remo. Di lavoro fa l'ingegnere, ma al sabato e la domenica, dopo l'orario di lavoro, fa il castagnaro e ha intenzione di farlo sempre di più. Guarda cosa ho rubato nel vostro laboratorio. Stefano, cos'è questo? Il bacio di Moiola. Il bacio di Moiola, e cioè? È un nuovo prodotto che stiamo sviluppando, si chiama bacio perché è l'accoppiamento di due parti morbide. Classiche con interposto uno strato di cioccolato. Quindi questo è un progetto per il futuro, nel senso che voi lo state sperimentando perché lo volete lanciare. Sì, esatto, insieme ad altri prodotti sempre a base di farina di castagna. Allora, tu che sei un ingegnere e hai gli schemi nella testa, dimmi che valore ha questo vostro recupero del castagneto e della castagna? Beh, in primis è combattere un dissesto idrogeologico, il secondo è mantenere vive delle tradizioni, un sviluppo per il turismo e un valore economico anche l'attività. Quindi per questi motivi portiamo avanti il lavoro di castagnicoltori. Non si poteva dire meglio. E questa è transizione ecologica. E a questo punto a me non resta che transitare da un bosco ad un altro, da una valle all'altra del Cuneese, dalla Valle Stura alla Val Varaita, alle pendici del Monviso, da un castagno all'altro. Elettrone si è arrampicato agilmente anche in Val Varaita. Guarda, ti faccio vedere cosa ho trovato. Guarda che bella radice. Ah, bella radice. Sì. Siamo sotto un castagno, una delle mie piante preferite. Sì. E qui sto già addocchiando qualcosina che potrà ispirarmi. Lei è Stefania, una specie di ninfa del bosco. Intanto mi fai vedere la manina, è troppo bella. Cos'è questo tatuaggio qua? E questo è il mio simbolo, è la mia S di Stefania. Oh! E siccome io di cognome mi chiamo La Rovere, le foglie sono di una quercia. Qua proprio tu ci stai a tuo agio. Sì, ci sto a mio agio, ho ricercato questo stile di vita. Facendo anche proprio un cambio drastico di quello che è stato fino a 10 anni fa. Io ho indagato sulla tua personalità perché sennò non ero arrivato fin qua. Tu laureato in economia e commercio, ti occupavi di amministrazione di una ditta di trasporti e di logistica, poi hai cambiato logica. Sì, esatto. Dalla logistica hai cambiato logica e hai cambiato vita. Ho cambiato vita, sì. E sei venuta qua? Sono venuta qui nei boschi di Rossana e siamo venuti ad abitare qui. E questo tu e il tuo compagno? Io e il mio compagno Alberto. Con Alberto e con la mamma Carla, che cura la gastronomia e l'accoglienza in questo rifugio naturale. Questo contatto stretto con la natura mi ha spinta a guardarmi intorno. E guardarsi attorno è proprio il lavoro di Stefania, che nel bosco si guarda attorno per scegliere rami e radici che la ispirano. E poi in laboratorio mi piace seguire quella caratteristica che mi ha colpito per far sì che le mie mani diventino un tramite
affinché l'albero possa continuare a esprimersi per noi. E fai l'artista praticamente. Beh sì, l'artista è un parolone. Ma è la verità. Stefania rielabora creativamente il legno fino a produrre oggetti di artigianato artistico che vende in occasione di fiere e anche su internet. Dietro tutto questo c'è un ragionamento anche, diciamo, concreto, no? E, lasciamelo dire, ecologico. Sì, ci teniamo molto a questo discorso, anche legato ai nostri boschi. Questo piccolo sentiero che vedete passa proprio dietro casa nostra. Noi ci occupiamo proprio della sua manutenzione, lo puliamo, teniamo potati gli alberi nella giusta maniera, facciamo sì che anche i turisti che frequentano la Valle Varaita possano godere di questa piccola passeggiata, come vedi molto ombreggiata, molto piacevole, ascoltare il canto degli uccellini, incontrare qualche capriolo e quindi godere appieno anche di questo territorio. E quindi quello che fai alla fine è economia, crei il contesto per il turismo, si salva il bosco, ti salvi tu perché alla fine è il mio lavoro. Arrivi alla fine del mese, come sì, si dice, e quindi, pago le bollette. E quindi tutto torna. Senti, questo qua l'hai fatto tu? Questo è proprio un gioiello che ho realizzato pensando a me. È un legno di una radice molto legato alla terra, diciamo, fa parte di me. Quindi terra, albero, legno. E tra l'altro è una cosa straordinaria perché adesso, guarda, ci sta anche il microfono sotto, quindi è utile a 360 gradi. Sì. Qui finisce la batteria di elettrone e anche la puntata, ma il viaggio continua alla ricerca di personaggi, idee, situazioni e azioni nella direzione della transizione.